Eder. Mech. Pallister. Giovedì sera Sebastiano Visintin era ospite della trasmissione Iceberg che va in onda su Tele Lombardia. Durante questa trasmissione uno degli ospiti fissi ha detto che i parenti di Liliana sono degli impostori e in seguito ha detto che anche Claudio Sterpin è un impostore. L'accusa è abbastanza grave anche perché il termine impostore ha un significato ben preciso. Il termine impostore si riferisce a una persona che si spaccia per qualcun altro, assumendo un'identità falsa o fingendo di possedere qualità, competenze o titoli che in realtà non ha. Nella psicologia moderna, il termine è anche associato a sindrome dell'impostore, che descrive un pattern comportamentale in cui un individuo dubita delle proprie capacità e ha una paura persistente di essere scoperto come un frodatore, nonostante abbia avuto successo o sia competente in un determinato settore. Claudio, quindi tu e i parenti di Liliana, secondo un ospite fisso del programma Iceberg, siete degli impostori. Gli impostori sono loro e tutti gli orbi che ancora non hanno aperto gli occhi. Tutti idioti. Non pensavo che al mondo ci fossero tanti scemi. La stessa persona ha anche sostenuto che tu l'hai stalkerizzata a tal punto da indurla a togliersi la vita per disperazione. È provato che il 14 ha chiamato lei alle 8:22 ed io dopo le 10 quando purtroppo lei poteva averci già lasciato. Oltretutto credevamo che ormai tutti sapessero che in quei giorni era quasi sempre solo Liliana a chiamare te. Appunto. Tanto ci vuole. Veramente l'intelligenza è diventato un optional raro. Questi all'occhi dovrebbero vedere anche le foto di mano, piede e faccia della suicida. Impostori quindi di cosa non si capisce. Tutti sanno che Liliana e Sergio erano fratelli e la stessa Silvia, per poter assumere un consulente che la seguisse, ha dovuto presentare una certificazione di parentela riconosciuta dalla stessa procura. Tanti si sono preoccupati perché Sebastiano è rimasto solo e si è rotto il legame con suo figlio, però per tranquillizzarli possiamo dire che arrivano segnalazioni di circa un paio di mesi fa. Sebastiano e Piergiorgio insieme a Gorizia mangiarono una pizza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.